Devo ringraziare tutti i partecipanti che mi hanno votato e quindi sono molto soddisfatto di questo risultato. Noi dovremo adesso operare per rendere ancora di più la nostra federazione una federazione forte e che sia centrale anche nel progetto che abbiamo in mente di portare avanti. Sono stato coinvolto dall'amministrazione comunale proprio a incontrare il responsabile del genio civile della regione. Ci siamo incontrati, abbiamo parlato, abbiamo discusso, abbiamo visto quali sono le alternative da poter portare avanti e quindi sono abbastanza ottimista per dire che porteremo avanti insieme con il Comune e anche con la Regione questi progetti che sono di salvaguardia della costa. Tra l'altro proprio il Presidente regionale Unione Mare Veneto ha annunciato in anteprima che si procederà con uno studio che coinvolgerà una progettualità olandese. Sì, esatto, sono molto soddisfatto anche di questo, anche il Presidente regionale di Unione Mare che ha il pieno appoggio anche in virtù del fatto che è il nostro Vicepresidente e sono felice proprio di sapere questo, della votazione che è stata fatta in Regione, proprio perché questo è un progetto che è partito da lontano ed è partito proprio da Federconsorzi con il precedente Presidente Renato Cattai. Ecco, l'altra tematica forte è quella che è relativa naturalmente alla Bolkestein, quindi alle concessioni demaniali. Sì, questo è un altro tema molto forte di cui ovviamente noi siamo in attesa di aspettare le direttive appunto dello Stato, del Governo e dopo appena ci arriveranno queste direttive ci metteremo subito al lavoro per discutere insieme all'amministrazione comunale come affrontare al meglio le gare di evidenza pubblica. Come è andata la stagione 2022 dal punto di vista dei balneari? Dal punto di vista dei balneari è andata molto bene, è stata un'ottima stagione, abbiamo avuto un tempo che ci ha ovviamente assistito, è sempre stato molte giornate ovviamente soleggiate e quindi abbiamo avuto la risposta anche ovviamente dei turisti e dei nostri ovviamente ospiti che ci hanno premiato anche quest'anno e hanno premiato ovviamente Jesolo e la nostra tipicità della nostra costa.